Partita dunque questa prima serie, si pongono nelle primissime posizioni il portacolore dell'Atletica Bergamo, Ugo Lodetti, e vediamo anche Filippo Gandini, allenato da Mauro Resteghini, e le primissime posizioni anche Cus Milano con Umberto Coltran e gli altri atleti. Ed eccoli, gli atleti hanno appena superato i primi 500 metri, sempre Guido Lodetti che va a comandare questo 1500 metri, questa prima serie. Insieme a lui anche Enrico Vecchi della Rodengo Stagliano Mico e Franco Atletica Bergamo 59 con Mara Ambrone. Per la coppia di testa Guido Lodetti che comanda questa prima serie, seconda posizione sempre Rodengo Stagliano Mico, Enrico Vecchi. Abbiamo anche con il pettorale 125 intanto Campana lungo da questa prima serie è proprio l'atleta della Rodengo Stagliano che va a prendere il comando di questa prima serie. Andiamo a seguire, poi andremo a dare lettura anche dei risultati dei 1500 metri allievi. Passaggio dunque per gli ultimi 200 metri. È sempre Enrico Vecchi dunque. Enrico Vecchi davanti a Omar Ambone, ultimi 100 metri, vediamo che prova a recuperare bene anche il portacolore dell'Atletica Bergamo. Applauso anche per questi atleti che vanno qui la propria fatica. Allora adesso sarà giudicata proprio il portacolore della Rodengo Stagliano. Intanto ufficiati dei 1500 metri allievi